Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati, speciale a 3 dedicato ai temi della sanità, in particolare lo spazio con gli specialisti dell'ULSS 2. Saluto e ringrazio il dottor Luca Guarda Nardini, che è direttore della chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno, ben trovato. E il dottor Mirko Ragazzo, medico appunto della chirurgia maxillofacciale sempre dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Oggi parleremo proprio dell'importanza delle nuove tecnologie nei traumi maxillofacciali, che anche dal materiale che ci avete fornito davvero sono stati fatti passi da gigante, dottore. Sì, assolutamente, avrò modo di vedere oggi come c'è stata un'evoluzione in ambito maxillofacciale in questi anni, molto importante. Ecco, allora, innanzitutto questo ambito si occupa, immaginiamo, di più aspetti per quanto riguarda appunto il settore maxillofacciale, nel senso, in particolare qua si parla di traumi, perché voi vi trovate spesso e volentieri ad avere a che fare magari anche con vittime di incidenti piuttosto Assolutamente sì, diciamo che il nostro ambito riguarda il capocollo, la faccia fondamentalmente. Per cui, comunissimi sono gli incidenti stradali, comunissimi sono appunto i traumi, altrettanto comuni sono le malformazioni facciali, come possono essere anche dei tumori della faccia, e poi una cosa interessante, problemi all'articolazione temporomandibolare. L'articolazione temporomandibolare, che è l'articolazione che ci permette di respirare, di parlare, di masticare, molto spesso è fonte di problemi, e noi siamo il centro regionale di riferimento e anche l'unico centro in Italia come centro regionale di riferimento, per cui siamo un polo d'eccellenza. Quindi un polo d'eccellenza, diciamo che abbiamo pazienti che arrivano da tutta Italia e dall'estero, sia per farsi trattare in maniera per piccole cose, sia per fare interventi più grossi, dopo vedremo. Perfetto, allora facciamo un'introduzione appunto a quello che è il vostro ambito e quella che è appunto l'importanza di queste nuove tecnologie per far fronte a questi traumi, perché l'informatica e la robotica senza dubbio vi vengono incontro in questo. Moltissimo, diciamo ormai sono più di 35 anni che faccio chirurgo maxillofacciale e si è assistito in questi anni a un'evoluzione importantissima. Una rivoluzione potremmo chiamarla. Rivoluzione, assolutamente una rivoluzione, dove il computer ci permette di programmare esattamente gli interventi. Noi, a differenza di una volta, quando andiamo in sala operatoria, la maggior parte delle volte sappiamo cosa abbiamo di fronte, sappiamo come affrontare i problemi già programmati a tavolino. Mentre in precedenza com'era? Mentre prima si andava in sala operatoria si scopriva un po' quello che c'era. Molte volte, volta per volta, quello che succedeva, per cui è cambiato molto il nostro modo di lavoro. Ecco, noi allora attraverso delle slide che voi ci avete fornito, ricordo naturalmente ai nostri telespettatori che con il numero che vedono in sovraimpressione possono anche eventualmente chiamare e porci dei quesiti durante questo spazio che andrà avanti fino alle 14:30. Allora, dalle slide che ci avete fornito riguardante appunto la chirurgia ortognatica, c'è un esempio in questo caso di una situazione nel preoperatorio, che è quella che vediamo, è corretto? Esatto. Dottore? Prego, ci dica un po' questo. Uno degli ambiti di cui si occupa la chirurgia maxillofacciale è proprio la correzione delle malocclusioni, che sono sia dal punto di vista funzionale, cioè gente che mastica male, sia dal punto di vista estetico. Vedete questa ragazza com'era con questo importantissimo mento e uno iposviluppo del mascellare superiore, si dice, quindi c'era, in dialetto veneto si dice sbesso, non so se... Sì, penso che anche i nostri telespettatori lo capiscano, certo. Appunto, quindi è proprio una discrepanza fra la dimensione della mandibola e la dimensione del mascellare superiore. Che adesso, chiedo scusa, si cerca di correggere da piccoli, in genere con apparecchi. Si corregge con apparecchi da piccoli, ma molte volte gli apparecchi non sono sufficienti, perché se l'accrescimento mandibolare è troppo grande non ce la si fa. Allora, quello che si fa è portare indietro di solito la mandibola e portare avanti il mascellare superiore. Una volta diciamo che ci si basava su calcoli numerici, su angoli, era assolutamente, c'erano dei risultati assolutamente validi, ma adesso, proprio come si vede qui, con la programmazione al computer, si può simulare, come dicevo, prima dell'intervento chirurgico, esattamente i movimenti, gli spostamenti di quanto andare avanti con la mandibola, di quanto spostare il mascellare superiore
in avanti, indietro o verso l'alto, in maniera tale... Che parliamo di millimetri naturalmente. Si parla di millimetri, ma sono i millimetri che cambiano la vita di una persona. C'è un rapporto eccezionale con questi pazienti. Io dico che forse ne ho sposata più di qualcheduna. Non ne ho fatta sposare. No, perché proprio cambia la vita. Cambia la vita anche la sicurezza dei soggetti che si vedono apprezzati in una maniera diversa dalla società. È bellissimo il rapporto che si ha con questi pazienti. Immagino, perché appunto c'è una componente fisica, di abilità, diciamo, e poi c'è una componente estetica. Il volto che cambia, cioè non è il nasino fatto, non è le labbra fatte, no? Questo è proprio il cambiamento della faccia che cambia la vita fondamentalmente. Ecco. E vedete qua in questa, nella prossima diapositiva, ecco, immagine, se la regia ce la mostra, guardiamo che differenza. Si vede che questa ragazza felice proprio è cambiata totalmente, insomma, anche il suo approccio sociale è totalmente differente ora rispetto a una volta. Anche il sorriso sembra diverso, prova evidentemente che è proprio a livello psicologico, personale. Ecco. Allora andiamo avanti perché poi c'è un altro ambito molto importante, dottore. Quello dei tumori. Adesso vediamo qui un caso. Questi sono casi chiaramente... Solamente mostro l'imaging perché mostrare i pazienti non è... Mentre nella chirurgia ortognatica è anche piacevole. Questi sono pazienti devastati da tumori importantissimi. Vedete qui come questo è un attacco dove si vede che c'è un sovvertimento completo di tutta la mandibola, cioè quasi tutta la mandibola da togliere. E una volta si toglieva, per carità, e si ricostruiva in qualche maniera. Adesso, appunto, grazie al computer, si programma e vediamo nell'immagine successiva come le nuove tecnologie siano state fondamentali per sapere esattamente dove andare a tagliare, che pezzi di osso rimuovere e poi vedremo come ricostruire. Purtroppo, dico, proprio per motivi di audience, non mi sono permesso di portare l'immagine dei pazienti perché sono abbastanza eclatanti, però già da di qua si dà un'idea, anche nella prossima, come pianificando il computer, questo è fatto tutto al computer, si può vedere le parti esattamente da tagliare e poi come ricostruire con delle placche e degli innesti d'osso prelevati da perone, si può ricostruire completamente la mandibola. Queste sono delle procedure che fino a qualche anno fa impensabili. Anche queste si facevano, è una ventina d'anni che si utilizzano gli innesti di perone per ricostruire la mandibola, però era un po' grossolana. In questa maniera si arriva esattamente a costruire la mandibola nella stessa posizione con la stessa forma che aveva prima, con la possibilità anche dopo di mettere degli impianti e quindi permettere poi ai pazienti di masticare. Quindi un cambiamento di vita, un miglioramento di vita importantissimo. Dottore, ma quali sono le malattie oncologiche, quei tumori che colpiscono generalmente la faccia, appunto lei diceva, e poi queste parti del corpo che voi trattate? Questi sono i tumori più vari, la maggior parte sono tumori spinocellulari, sono tumori altamente invasivi, ma molto spesso ben gestibili con un'associazione fra la chirurgia, la radio e la chemioterapia. Quindi diciamo che al giorno d'oggi persone che, vedete queste immagini come una volta apparivano assolutamente devastate per la mancanza della mandibola, poi si ritrovano ad essere in grado poi di poter avere sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale una mandibola che permette di masticare, di respirare e soprattutto anche di relazionarsi socialmente, che è una cosa fondamentale. Certamente, per cui davvero importante. E poi l'articolazione temporomandibolare, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, come, nel senso che nel nostro centro si va dalla risoluzione di piccole problematiche tramite delle placche, dei bite, quelli che comunemente mettono anche i dentisti, a trattamenti più cruenti, fino ad arrivare, vediamo qui un caso molto particolare, di un paziente che non poteva aprire la bocca perché aveva una fusione bilaterale ossea della mandibola
e in questo caso abbiamo messo una protesi. Noi siamo uno dei pochi centri in Italia che utilizza le protesi mandibolari. In pratica si è rimosso il blocco, vedete in quelle immagini lì dell'attacco la fusione che c'è fra l'osso della mandibola e l'osso temporale, per cui una fusione ossea, in questo caso l'unica soluzione valida è quella di rimuovere tutto e posizionare una protesi che ricostruisce. Qui vediamo appunto l'utilizzo del CAD-CAM che ci permette di visionare esattamente le dimensioni della lesione, della fusione ossea che c'è, e poi andando avanti si vede come il tutto sia stato rimosso. Come dico, queste sono solo immagini per la televisione, diciamo, perché le immagini cruente intraoperatorie che sono molto interessanti per i tecnici, penso che i telespettatori di pranzo in effetti esatto, potremmo traumatizzare e quindi qualcuno. Si sostituisce il blocco che viene rimosso d'osso con una porzione di titanio sia posizionata in regione temporale che in regione mandibolare. Per cui, ecco. E per cui dopo l'intervento, anche in questo caso, il paziente può aprire la bocca, può masticare. Già 10 giorni vedo. Già 10 giorni, adesso in questo caso sono passati più di un anno e permane una buona funzionalità mandibolare. Il fatto di non aprire la bocca non è solamente non aprire la bocca, è che se succede un incidente non posso essere intubato, se vado dal dentista non posso curarmi i denti. Quindi sembra una banalità, però è molto importante. No, certo, ma poi immagino anche per il linguaggio, per tutto quanto, certo. Insomma, ma questo genere di patologia come quella che vediamo qua adesso, cioè avviene negli anni, è una patologia degenerativa in qualche modo? Sono le più varie, possono essere tumorali, possono essere degenerative, possono essere post-traumatiche, possono essere post-infettive, nella mia casistica sono un po' di tutti i tipi. Ecco, esatto, per cui ci si può ritrovare, diciamo, con questo genere di situazioni, e questo era un po' lo sguardo generale. Ecco, approfitto anche per coinvolgere il dottor Ragazzo proprio su quello che diceva il dottore prima, su quello che è il rapporto con questi pazienti, no dottore, a cui voi appunto diceva svoltate la vita. C'è magari anche qualche caso particolare che si ricorda che l'ha colpita di più? Sì, casi particolari ce ne sono tanti, anche perché comunque poi alla fine magari ci sono casi particolari di alcune persone che hanno una certa età, che quindi possono in qualche modo vedere nella figura del medico un conforto nei pazienti oncologici, nei pazienti che hanno problemi importanti e dove tu proponi un intervento particolarmente demolitivo e poi ricostruttivo. Invece magari ci sono pazienti più giovani che per dinamiche anche un pochino più, oserei dire, banali, a volte rischiano di compromettersi la qualità di vita in modo importante. Di recente c'è stato per esempio un ragazzo che facendo un tuffo un po' azzardato si è fatto molto male a livello del volto ed è stato ricostruito. Un ragazzo che magari ricordo, per esempio un ragazzo che giocando con una bomba carta, una cosa inesplosa, ha rischiato di perdere un occhio, quindi sono diversi. Poi con loro magari se sono giovani, adesso io sono relativamente meno giovane, nel senso che ho 46 anni, però instauri un rapporto anche di confidenza, pur rispettando, voglio dire, la posizione e il ruolo, ma al di là di questo siamo persone umane noi e sono persone umane loro. De fatto, di fronte alla malattia, domani potrei essere io al posto, e quindi certo. Si cerca di sempre instaurare un rapporto anche, oltre che professionale, umano. E certamente ci si mette nei panni di chi ha appunto la vita devastata quotidianamente da queste. Allora dottore, abbiamo già detto, no, quali sono un po' alcune delle cause più frequenti di queste fratture facciali. Poi nella nostra provincia, ai noi, con il numero di incidenti stradali che abbiamo, immaginiamo che vediate un po' di tutto. Noi vediamo molto, però io non lo pensavo mai. Io pensavo che in un posto, quando sono venuto a Treviso, con tante squadre di rugby, fosse stato il rugby, invece quello che è incredibile è la quantità di ciclisti che operiamo. Io direi che il 50%, forse di più, dei traumi sono dati da gente in bicicletta. D'altro canto, in bicicletta ci va la mamma col cestino della spesa, il papà che porta il bambino a scuola, che mette i piedi nei raggi, il ciclista professionista, il mountain bike. Adesso mancava solo il downhill. Abbiamo anche il grave, ricordo, abbiamo un po' di tutto. Il downhill era pazzesco. L'ultimo ci è arrivato col casco rotto,
Ci spieghi com'è questo downhill? Downhill sono quelle biciclette che vanno giù come pazzi, i quali sono bardati tipo giocatori di football americano, con un caschetto, però non come quello da football americano bello grosso, ma hanno il caschetto molto più leggero. Insomma, basta, mi pare di capire. Che non basta, e ci è arrivato questo ragazzo totalmente aperto in faccia, totalmente fratturato, è stato un disastro. Ma poi è curioso per noi che trattiamo tutti i temi, no? Ci capita di fare il servizio sulla Marca, la provincia più ciclistica d'Italia, e poi ci viene anche da pensare, no, quando intervistiamo voi, con che occhio guardate a queste manifestazioni o a questi momenti di sport che spettacolari finché vuoi, ma se poco poco succede qualcosa o cadono effettivamente poi... Certo. Ecco, e quindi fratture, abbiamo detto, facciali legate a traumi, incidenti, momenti sportivi. E poi ci sono anche quelle più grosse, cioè adesso ci sono poi i grossi trauma cranici facciali, e quelli li affrontiamo normalmente con i colleghi della neurochirurgia con i quali collaboriamo quotidianamente, e quelli sono i traumi che non riguardano solamente, diciamo, noi ci occupiamo si chiama terzo medio, terzo inferiore. Quando sono dalla fronte in giù, fratture, diciamo. Sì, dalla parte inferiore della fronte in giù. Mentre quando sono traumi come quello che proiettiamo adesso, anche questo è un caso di una caduta di bicicletta, se ricordo bene, 20 metri di volo fuori dalla strada. Forse una moto addirittura, leggo qua, paziente maschio di 52 anni, sì. Trauma della strada con dinamica maggiore, caduto da motociclo, precipitato da una scarpata di 30 metri, per cui insomma, sì, un trauma ben che serio. E questo è interessante perché l'abbiamo fatto in collaborazione, anche qui saltiamo la parte più interessante dal punto di vista professionale, che è la ricostruzione, ma questo è molto interessante come sia stata programmata la ricostruzione con il 3D. Sono state acquisite le immagini tridimensionali e al computer per ottimizzare i tempi chirurgici, per ottimizzare anche l'utilizzo dei frammenti ossei, perché molte volte ci si trova un pezzo d'osso staccato che... noi siamo abituati a vedere, cioè la gente normalmente è abituata a vedere il paziente che entra in sala operatoria e esce da sala operatoria, però certo, quando uno è in sala operatoria si trova un po' di tutto. Un caso del genere dove ci saranno, penso, una ventina di fratture al volto, e è peggio di un puzzle, nel senso che i puzzle sono tagliati a 90 gradi, pezzettini di carta. Invece l'osso non è tagliato a 90 gradi, molte volte è bisellato, per cui non riesci neanche ad incastrarlo. Di qui l'importanza di poter acquisire le immagini prima, poterle gestire al computer, e in questa maniera sapere esattamente il singolo pezzo dove va, proprio per avere una ricostruzione ottimale dei frammenti ossei e costruire quanto più possibile la faccia che era prima, perché non è scontato riuscire a dare una dimensione antero-posteriore, latero-laterale e verticale. Per cui uno potrebbe uscire da un trattamento così, se capita con un chirurgo poco attento, con una faccia più larga oppure più alta o più stretta o totalmente deformata. Quindi per noi è importantissimo sia acquisire le fotografie del paziente prima dell'incidente, ma soprattutto poter elaborare al computer i dati che ci vengono dati dall'attacco. Sì, perché e queste sono le grosse novità della chirurgia maxillofacciale. Al di là della questione sanitaria strettamente detta e del restituire delle abilità, insomma, e una salute, c'è poi il fatto di riconoscersi il giorno dopo allo specchio. Esattamente. Che non deve essere una cosa da poco. E qui vediamo appunto le varie fasi di riallineamento dei frammenti ossei, come prima e dopo il riallineamento computer, e poi vediamo come viene trattato, appunto. Questo è l'attacco post-operatorio con tutte le ricostruzioni. Noi utilizziamo delle piccole placche molto sottili, circa di 1 millimetro, in titanio, che è un materiale biocompatibile che ci permette di fissare in maniera tridimensionale i frammenti ossei. Questo una volta, fino a una trentina d'anni fa, 25-30 anni fa, si faceva solo con i fili metallici. Quindi chiaramente tutta la tridimensionalità veniva persa e quindi le facce venivano un poco a caso, cioè, o più schiacciate o più avanzate. È un grande progresso che c'è stato questo in ambito maxillofacciale. Beh, certamente, insomma, immaginiamo poi per i pazienti
chiunque di noi dovesse subire un incidente di questo genere vorrebbe tornare come prima. Come prima, esattamente, sì. Però appunto sì, anche qua, no? Il tema del puzzle che diceva prima, in fronte lo si vede benissimo. Esattamente, e qui appunto come è simulato prima e dopo, questo è tutto un lavoro fatto al computer che però ci aiuta moltissimo al momento dell'intervento chirurgico in sala operatoria. E viene, chiedo scusa per la curiosità, viene svolto a livello robotico? Come funziona? No, questo viene esattamente eseguito come si eseguiva una volta, anche perché il robot è fondamentale quando ci sono dei punti di difficile accesso. Okay. Grazie a Dio noi abbiamo, per nostra fortuna, la possibilità di avere dei facili accessi al volto. E quindi il robot in questo caso non c'è di interesse, però è importantissimo per noi il computer proprio per riuscire a riposizionare bene i frammenti e poter ricostruire in maniera ideale quello che era la faccia ante-incidente. Dall'origine, certo. Abbiamo una telefonata, pronto? No, ecco, non ce l'abbiamo più, come non detto. Regia, vediamo se riusciamo magari a recuperare la persona che ha chiamato. Qui sempre lo stesso concetto, no? Laterale forse, dottore, Sì, di quello che laterale, dicevamo prima. Eccolo qua. E questo è il paziente dopo l'intervento, totalmente ricostruito, poi c'è anche una foto a distanza di tempo. Di 2 mesi, vediamo. Sì, ma poi c'è anche 10 anni, mi sembra. Ecco, questo è a distanza di 8 anni, chiaramente invecchiato, però diciamo che può masticare, esteticamente sì. Più che accettabile, pensando assolutamente, insomma prima avevamo visto anche un occhio a un'altezza e l'altro all'altra, sì, è stato insomma totalmente un disastro davvero povero. E i tempi di recupero poi anche con queste nuove tecnologie sono accorciati rispetto a un tempo. Sono accorciati perché non ci sono perdite di frammenti ossei, non ci sono quindi delle soluzioni di continuo e quindi i pazienti possono guarire anche più facilmente. Insomma, certamente sono sempre abbastanza lunghi come tempi di recupero. Sono comunque traumi molto molto pesanti, lo abbiamo visto, certo. Però insomma si ha una prospettiva più ottimistica. Chi c'è al telefono? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, io sono Marina, chiamo da Padova. Buongiorno. Mi sente? Buongiorno. Sì. E niente, io volevo fare un intervento di ringraziamento. È bello, mi scusi, vedere questa notizia. Noi siamo già stati a Treviso, dove è stato operato il papà 3 anni fa, e è stato molto seguito e voluto bene da tutta l'equipe. E purtroppo lui non ha potuto usufruire di queste nuove tecniche, però è bello vedere che la ricerca continua e c'è chi magari riuscirà a avere un decorso migliore rispetto al suo, quindi tanto di cappello all'equipe, la conosco e volevo portare questa testimonianza. Molto emozionata. Molto bello, sì. Immaginiamo Marina, immaginiamo, è stata carinissima a chiamare, grazie perché è molto, molto corretto, è giusto ringraziare quando si fa bene, quando si lavora bene, non solo lamentarsi quando capita qualche imprevisto, è vero? Giusto, giusto. Grazie. Complimenti e comunque rincuora molto di vedere queste notizie. Grazie Marina di questo suo contributo, quello che dicevamo prima, no, sì, dottore? Infatti, è importantissimo il rapporto, la parte chirurgica è fondamentale, il rapporto interpersonale è altrettanto importante. A proposito di rapporti, vediamo chi dei due vuole rispondere su questo, del reparto di chirurgia maxillofacciale con i dentisti del territorio, è una questione spinosa oppure no? No, io direi di no, comunque passo la parola, anzi sono dei grandi stimoli, comunque prego dottor ragazzi. L'argomento è spinoso, quindi tocca a me. Esatto. No, in realtà io penso che il rapporto con i dentisti fuori sia fondamentale in modo bilaterale. Perché? Perché noi in un certo qual modo affrontiamo le loro problematiche, ma loro se hanno dei problemi possono fare riferimento all'ospedale in quanto, diciamo così, se c'è una complicanza chirurgica che non sia in grado di gestire uno studio, un'onestà intellettuale, afferire a chi vede delle cose, diciamo, quotidianamente e magari fuori viene visto una volta
magari nella carriera potrebbe succedere, quindi il rapporto non è spinoso. Ci sono delle persone che afferiscono pazienti per diversi tipi di problematiche, appunto dalla patologia oncologica, quando c'è qualche lesione sospetta, piuttosto che da patologia anche di chirurgia orale, preprotesica, o sono diverse, non ci afferiscono i traumi perché ovviamente è il pronto soccorso, però dalla patologia dell'articolazione, dai disturbi articolari alla patologia orale, tipo casi come afte ricorrenti, bruciore, che sono quelle un pochino più spinose, ecco, quello sì sono da affrontare perché non sono facili da risolvere, però diciamo che il rapporto è su larga scala. Poi noi siamo anche un centro di riferimento, un centro che drena diversa patologia dalla montagna, perché a Belluno non c'è la maxillofacciale, ecco. Non c'è a Montebelluna per esempio, e quindi accentrate molti casi. Accentriamo parecchia patologia, diciamo, quindi non è inusuale avere persone che arrivano anche da lontano per fare il percorso di terapeutico, voglio dire. Quindi è abbastanza raro, diciamo, che ci sia magari la necessità, però non sono confini proprio così fissi, realtà, diciamo, quello tra voi e quelli degli studi. No, ci sono delle patologie di confine, ci sono delle patologie di confine, delle problematiche che vengono affrontate in modo bilaterale, poi una volta qualcuno mi ha insegnato che un intervento lo fa chi lo sa fare, quindi non vuole essere una presunzione questa, però diciamo che anche all'interno della maxillofacciale ci sono delle patologie che vengono affrontate dal punto di vista chirurgico e dall'otorino e dal plastico. L'importante è che chi lo fa abbia l'esperienza per poterlo fare, e quindi ma il rapporto, oserei dire, che è buono, e noi siamo comunque sempre aperti alla possibilità che loro chiedano consiglio a noi. Noi ovviamente dal pubblico non possiamo afferire a un dentista privato per questioni ovviamente di etica professionale, però loro sanno che possono avere un punto di riferimento. Certo, l'importante poi è naturalmente dare una risposta ai pazienti. Voleva aggiungere qualcosa, dottore? Sì, volevo dire che il nostro reparto, pur essendo un reparto di chirurgia maxillofacciale, ha anche una componente odontoiatrica che si occupa appunto dei problemi spinosi che difficilmente possono essere risolti o comunque di solito sono non mal gestiti, non voglio usare il termine scorretto, ma sono un pochettino al di fuori di quella che è la quotidianità del dentista tradizionale, diciamo, soprattutto appunto la patologia orale, i problemi dell'articolazione temporomandibolare, certi tipi di urgenze, soprattutto diciamo, un servizio per pazienti disabili, non collaboranti, per cui il nostro reparto è sia un reparto di maxillofacciale, ma dove ci sono delle figure specifiche che si occupano di pazienti non collaboranti, pazienti che hanno problemi di patologia orale, pazienti che hanno problemi dell'articolazione temporomandibolare. Quindi in anche questo bambini, penso, dottore? Assolutamente. Tra i anche non collaboranti che generalmente... Non collaboranti, sì, però cerchiamo di farli collaborare perché non siamo un... Cioè, purtroppo le sale operatorie sono un po' centellinate, per cui cerchiamo sempre di farli collaborare, ecco. Immagino. Sì, beh, ma insomma, magari appunto, comunque, visto che il rapporto umano viene messo in testa a tutto, insomma, sicuramente anche i bambini. Poi i bambini di adesso sono speciali. Sono anche super svegli, per cui insomma con un po' di persuasione, vero? Vero, dottore, sono incredibili. Allora, parliamo di ingegneria informatica nella programmazione degli interventi, andiamo a vedere dell'altro materiale che ci avete fornito e cominciamo a spiegare come ha influito magari appunto. Adesso il caso lo spiegherai tu, io dico come è evoluta. Come accennavo prima, l'informatica in ambito maxillofacciale è stata una delle leve che ha fatto sì che cambiasse totalmente. Una volta ci si accontentava di avere dei risultati basilari, adesso con l'informatica si riesce a risolvere un sacco di patologie proprio tramite soprattutto quello che è la CAD-CAM, cioè fornire dei pezzi mancanti di faccia. Adesso qui vedremo un caso di mandibola. Con la stampante 3D? Con la stampante 3D. Adesso è stata acquistata dall'UNS di Treviso con il dottor Marana, che è primario radiologo,
abbiamo fatto un gruppo di lavoro e di ricerca proprio per riuscire a fare il più possibile all'interno del nostro ospedale. Questo perché prima dovevamo acquisire le immagini, mandarle all'esterno e ce le rimandavano indietro. In questa maniera vediamo se riusciamo, è un progetto che abbiamo appena iniziato a gestire all'interno dell'ospedale il trauma, la parte da risecare, il tumore, gestito tutto all'interno dell'ospedale. Questo accorcerebbe i tempi, abbatterebbe i costi e quindi farebbe sì che la metodica sia più fruibile a più gente possibile. Però deve essere impressionante, dottore, fantastico, vedere... è emozionante, le dico. Sì, credo, perché... sarà che che a me piace il mio lavoro fondamentalmente. È veramente entusiasmante quello che si riesce a fare con l'informatica, cioè si ricostruisce una faccia. Adesso vedremo una mandibola, ma si possono ricostruire le orbite, si possono ricostruire i mascellari, si possono ricostruire gli zigomi. Veramente quello che ha portato il CAD-CAM in 3D, la ricostruzione 3D, è qualcosa di importantissimo per il nostro settore. E vale per tutte le parti del corpo o in particolare per il vostro Vale per tutte settore? le parti del corpo. Chiaramente una gamba si vede meno di una faccia. Certo. Senza nulla togliere ai colleghi ortopedici. Certamente. Allora, questo caso qua in particolare? Questo caso qui può descriverlo il dottor Ragazzo? Beh, allora, questo caso è uno dei pazienti con cui poi si instaura anche un rapporto ovviamente umano. È una signora che aveva un argomento a me caro, diciamo, aveva un'osteonecrosi da un'infezione cronica della mandibola legata a determinati farmaci e è stata intrapresa un piano terapeutico chirurgico dove purtroppo abbiamo dovuto asportare quasi in modo completo l'emimandibola di sinistra e anche una parte della porzione centrale e vista la fragilità della paziente affetta da un'osteoporosi molto grave, abbiamo deciso di ricostruirla con la tecnica che spiegava il dottor Guarda prima, con il CAD-CAM, quindi la ricostruzione 3D, mediante una placca in titanio che non la caratteristica di questo tipo di intervento, la peculiarità è il fatto che ci sia solo e esclusivamente la placca come corpo estraneo, diciamo, che vada a ricostruire ed è sagomata appositamente conformata a seconda della morfologia della paziente e tradotto in termini pratici non può essere usata per un'altra persona nel momento in cui dovesse essere sospeso l'intervento e quindi viene ricostruita e oltre ad assumere una morfologia diciamo più naturale possibile, questo tipo di tecnica permette di non prelevare parti di altre parti del corpo per andare a mettere nel cavorale. Un tempo si faceva così, immagino? Allora, diciamo che ci sono delle indicazioni, si fa ancora adesso, non è che questo sostituisca tutto, sono casi molto selezionati perché poi ci sono, come tutte le decisioni, ci sono dei pro e dei contro. In questo caso il contro è che non si può mettere, anche se sulla signora siamo riusciti a mettere una protesi cosiddetta da passeggio, cioè nel senso che c'è appoggiata una protesi che può sorridere ma che non può masticare. La realtà, qui si va un po' nel dettaglio, nei particolari, ma il fatto di prelevare un'altra parte del corpo aumenta la morbilità, aumentano le possibili complicanze e non ci dava tutti quei vantaggi che uno teoricamente si aspetta nell'andare a fare un doppio intervento in qualche modo. Certo. Quindi in questo caso è stato sono pazienti che comunque passano attraverso un intervento che dura un tot di ore, c'è la tracheostomia, cioè ci sono diversi aspetti che non vengono diciamo dimessi dopo 2 o 3 giorni. Fanno un ricovero che di solito dura una decina di giorni, però poi i risultati si vedono alla fine perché nel caso specifico quello che è interessante di questo tipo di intervento è che la placca viene fatta da un computer, da una stampante, che per tecnica di apposizione si definisce, cioè come me l'hanno spiegato gli ingegneri, come si costruiscono le eliche degli aerei, cioè non è che da un pezzo di metallo si toglie metallo per ottenere, diciamo come la scultura di un marmo, per ottenere il prodotto finale, ma è proprio per apposizione, cioè come se ci fosse un piccolo spruzzino che deposita le particelle di metallo e finché si costruisce la placca. Ecco la grande differenza, cioè per apposizione
posizione, non per sottrazione. E qui si va in sala operatoria con tutto il programma prestabilito, quindi diciamo che quando vai in sala non fai altro che essere un tecnico, che ovviamente deve essere preparato, ma un tecnico che mette in pratica tutto ciò che hai preparato prima. Se poi ovviamente un po' di comunque qualche piccola imperfezione ci può essere, devi rimediare intraoperatoriamente, non è che dici vabbè il computer non diceva questo, quindi ecco perché ci vuole la doppia esperienza, perché il computer è importantissimo, poi dopo ci vuole anche un aspetto pratico e solo dopo un certo tipo di esperienze e di interventi puoi, diciamo così, avvicinarti a risolvere delle problematiche che magari non avevi messo in preventivo. Sì, diciamo in piccolissimo mi viene in mente quando si mettono magari dei denti non nostri, posticci, allora il dentista che ha fatto tutti i calchi eccetera li posiziona, ma qualcosa ci deve fare, esatto. In grande è quello che capita a voi. È lo insomma, stesso no? concetto, assolutamente. Veramente, dico una bestialità, ma sembra un lavoro da meccanici quasi, no? No, lo è. Ecco. E se vai in ortopedia lo è ancora di più. Sì, però diciamo che sì, è una meccanica un po' raffinata. Altro che, poi con delle conseguenze. Ecco Comunque qua, usiamo allora degli strumenti che sono a volte, uno non li vede, ma possono, diciamo, assomigliare molto a un lavoro artigianale, quelli che usano gli artigiani. Davvero, ecco qua infatti vediamo, ecco tutti questi... Allora quelli purtroppo si dovrebbe fare un'acquisizione, sono le clip per chiudere il collo, poi è come avere i punti di sutura, poi quelle vanno tolte e non si vede più nulla. Infatti okay. Il risultato finale era la paziente... Sembra quella collana, non dona sembra quella collana. Qui era 2 anni dopo, adesso sono passati mi sembra 3. Questa signora quindi deve essere sottovalutata, fatta la plastica. Ecco, questo è l'aspetto all'interno del cavo orale dopo aver fatto la sostituzione, diciamo, della mandibola sottostante. Per cui davvero una cosa di grande impatto, ma che ha permesso... Ecco, qui il discorso che dicevo prima della protesi da passeggio, perché ci teniamo a dire che è una protesi da passeggio, non vogliamo vendere delle false illusioni, perché semplicemente quello che ci spaventa di questo tipo di interventi e con il cavo orale è un attimo avere la complicanza dell'esposizione della placca, cioè dei microtraumi o dei taglietti e quant'altro, se certo. si verificano possono esporre la placca sottostante, allora diventa un problema. Certo, per cui... Perciò la protesi non deve assolutamente... Io faccio sempre l'esempio di una scarpa che non deve essere comoda, non deve essere, ma sì, ti abitui e poi fai la vescichetta, dalla vescichetta parte l'infezione e quindi siamo... A punto di partenza. Ecco. Diciamo così. E quindi abbiamo visto anche questo caso, mamma mia. E, tra gli spunti che voi ci avete suggerito è anche quello del collegamento con la Banca dei Tessuti di Treviso. Dottore, in che senso è importante il ruolo della Banca dei Tessuti? Nel senso che noi a Treviso abbiamo una grandissima fortuna di avere la più grossa banca d'Italia dei tessuti e con questi tessuti noi ricostruiamo moltissimo, nel senso che spesso se ci sono pazienti che hanno traumi con perdita di osso oppure che molto più banalmente parlava lei di impianti, in certi casi gli impianti non possono essere fatti, quindi in quei casi lì perché c'è poco osso, in quei casi lì viene aggiunto dell'osso. Una volta, o ancora adesso, molti o utilizzano osso animale o mineralizzato, oppure utilizzano dell'osso prelevato o da teca cranica o da cresta iliaca fondamentalmente, e chiaramente che è un osso di ottima qualità. E questo è quello che noi si faceva e che in molti centri chirurgici maxillofacciali fanno tutt'oggi per ricostruire parti mancanti. Chiaramente il fatto di dover andare sulla teca cranica o sull'anca a prelevare dell'osso comporta una morbilità sul paziente, nei casi peggiori possono esserci anche dei deficit di deambulazione, per cui il fatto di poter avere una banca di tessuti con a disposizione tutto l'osso che noi possiamo necessitare è
una gran cosa. E poi con la banca dei tessuti noi stiamo facendo molte ricerche, soprattutto per quel che riguarda le membrane amniotiche, che sono le membrane amniotiche che derivano appunto, ci vengono donate dalle donne in gravidanza, dalle donne che hanno partorito, sono ricche di cellule totipotenti e che trovano un grossissimo utilizzo sia come protezione dei tessuti malati, sia per aiutare la guarigione. Noi ad esempio lo utilizziamo tanto appunto nel trattamento di persone che hanno delle osteonecrosi, quindi portiamo via l'osso malato, ci mettiamo sopra la membrana amniotica e questa permette un'ottima guarigione delle mucose. Oppure lo utilizziamo moltissimo in pazienti che hanno artrosi dell'articolazione temporomandibolare. L'artrosi, come tutti sappiamo, è un processo degenerativo. Nell'artrosi dell'articolazione temporomandibolare soffre tantissima gente, la maggior parte viene trattata banalmente con degli antidolorifici, per cui hanno problemi gastrici dopo un poco, per cui attualmente noi stiamo utilizzando appunto il posizionamento di membrana amniotica che aiuta moltissimo sia dal punto di vista sintomatologico sia dal punto di vista funzionale la mandibola. Qui, dottore, noi fino adesso abbiamo parlato dell'importanza della tecnologia in questo ambito, ma la natura ha ancora un ruolo importante. Assolutamente, assolutamente. Io mi auguro, spero di vedere quando ci sarà il computer che invece di trattare il titanio tratta l'osso, perché riuscire ad arrivare ad avere un macchinario che mi permetta di trattare l'osso ed avere una struttura come questa che si è vista in questa signora, ossea invece che in titanio, preformata in maniera perfetta e vitale, sarà una grande conquista. E quindi secondo lei potrebbe essere la nuova frontiera quella? Assolutamente una nuova frontiera. Adesso, come le dicevo, dei piccoli pezzi già si possono ottenere, però sarebbe bello proprio avere il macchinario che invece di lavorare il titanio mi lavora l'osso e avere questo osso da poter utilizzare per correggere esattamente un osso mancante nel paziente. Quindi lei se lo prefigura così in futuro, diciamo, questo suo ambito? Io spero che sia questo e senz'altro si arriverà, i tempi non li so ancora. Però nel frattempo, diciamo, comunque i passi in avanti che abbiamo detto, la tecnologia, l'informatica, piuttosto che le stampanti 3D e tutto quello che segue, hanno portato, insomma, li abbiamo visti anche nelle immagini. Dottor Ragazzo, le chiedo una cosa che esula naturalmente dalle cose super specifiche che abbiamo detto fino adesso. Qui abbiamo parlato di patologie, abbiamo parlato di traumi, abbiamo parlato di eventi acuti dovuti a una serie di... Ma in generale ci sono delle buone pratiche per mantenere nella nostra quotidianità o delle cattive pratiche con cui maltrattiamo questa parte del nostro corpo che vanno evitate? Beh, allora... Al di là di andare in bicicletta giù per le discese, questo l'abbiamo capito. Beh, diciamo che partiamo dalle cose, proprio dagli aspetti più elementari, dalla buona igiene orale, che io... Per esempio faccio, ammenda sempre i miei bimbi che gli dico lavatevi i denti perché poi vedo le difficoltà che hanno le persone adulte, che la natura le dà 2 volte in modo gratuito, poi la terza volta bisogna pagarle. È una banalità, è proprio una frase da bar, ma è così. Ci sono delle persone che veramente fanno una grande fatica per riottenere un sorriso, quindi quando c'è è bene salvaguardarlo, è bene coltivarlo con l'igiene orale classica, come quando si va dal dentista, e poi diciamo che evitare se si può dei movimenti viziati, come a volte c'è chi stressa l'articolazione faccio una banalità, ma il mio primario può insegnarmi, con il chewing gum, con gente che magari prende e comincia a digrignare i denti in modo anomalo perché è stressato o quant'altro, e quindi tutto questo è un sovraccarico e alla struttura dentaria e all'aspetto, diciamo così, articolare. Poi diciamo che per quanto riguarda
Una volta che si va nello specifico di problematiche tipo ulcere o un qualcosa che non guarisce o che non è chiara della natura, ecco il farsi vedere per tempo, perché ci sono delle persone che magari lì non si tratta più di salvaguardare ciò che hai, ma è magari prevenzione, farsi vedere o diagnosi precoce, farsi vedere quando un qualcosa non quadra rispetto alla normale vita quotidiana. Io penso che sia soprattutto questo, cioè cercare di salvaguardare soprattutto il cavo orale, perché per quanto riguarda la cute, per quanto riguarda l'aspetto dermatologico, anche lì l'esposizione solare, perché noi trattiamo anche della patologia cutanea, quindi salvaguardare cavo orale, denti, cute con la protezione, e poi quando c'è qualcosa che non va, farsi vedere. Farsi vedere vuol dire appunto diagnosi precoce, può essere diagnosi precoce. Ecco, per cui anche, dottor Nardini, nel vostro caso, volersi un pochino più di bene, no? Questo vale in tutte le discipline, però magari uno non ci pensa. Nella vita bisogna volersi bene. Ed essere prudenti nei comportamenti, l'abbiamo capito, ma appunto anche le abitudini tante volte, no? Ma le dico, per me, aveva accennato prima il dottor Ragazzo a questo tuffatore, che era uno che piaceva a farsi filmare. È andato e quante ne fanno i ragazzi di adesso Croazia, su questo? Ha fatto questo tuffo e invece di centrare quella piccola baietta che era sotto di lui, ha centrato una roccia. È stato fortunatissimo, perché poteva morire, poteva rimanere paralizzato, invece si è solamente abbattuto fortunatamente la faccia e penso che ne uscirà bene. L'abbiamo già operato 2 volte, l'ultima volta ieri. E lì proprio bisogna pensare che la vita, non voglio dire, è una cosa seria, la vita è un qualcosa che bisogna godersi sapendo che se si fanno delle stupidaggini la si paga una volta per tutte, e noi ne vediamo tantissimi ragazzi distrutti che, per quanto le tecnologie vengano avanti, per quanto noi si stia attenti a recuperare il più possibile, a essere il più accurati possibile nelle strutture, nei dettagli che sono importantissimi, infatti anche in prima battuta, si portano dietro delle cicatrici deformanti che condizionano tutta la vita. Per cui il messaggio è: ragazzi, attenti, divertitevi, sì, ma però state attenti che la vita è una, la faccia è una, e una volta rovinata, per quanti interventi, per quante... Sì. rimane sempre un grosso... Questo ce lo dicono tutti gli specialisti in tutti gli ambiti, no? Cioè un corpo, un organo aggiustato con tutto che non è quello di prima, insomma, naturalmente poi con l'andare degli anni probabilmente peggio ancora, ma magari si diventa un po' più saggi. Sentiamo se c'è qualcuno al telefono, regia, perché vedo la scritta telefono no. Allora, il nostro tempo sta per concludersi. Allora... grazie per quello che fate innanzitutto, perché è evidente anche dalla testimonianza che abbiamo avuto prima che quando si ha necessità, bisogno, è importante trovare degli specialisti preparati, e abbiamo detto Treviso è centro di riferimento regionale anche per le disfunzioni, diceva lei, dell'articolazione temporomandibolare, dottore, prima, unico centro in Italia, quindi l'importanza di conservare anche questo genere di eccellenze che abbiamo nel nostro territorio, questo ce lo auguriamo tutti. Allora io ringrazio il dottor Luca Guarda Nardini, che è direttore della chirurgia maxillofacciale dell'ospedale di Treviso, il dottor Mirko Ragazzo, medico della chirurgia maxillofacciale dell'ospedale di Treviso. Ricordo ai nostri spettatori che dopo di noi andrà in onda il film Contro tutte le bandiere, un classico con pirati ambientato nel 600, quindi avventura. Questa sera ricordo l'appuntamento delle 21:15 con la nostra trasmissione di attualità politica Ring. Io ringrazio in regia come sempre Alessandro Granziera e Alberto Piovesan, ringrazio voi di essere stati in nostra compagnia, chi ci ha seguito, e appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Grazie.